Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. A te la linea, Andrea. Grazie Sveva, oggi parliamo di Agnus Dei legato al segno dell'Ariete, ma anche alla particolare Quaresima che viviamo quest'anno. È uscito ieri sul giornale un bellissimo articolo di Vittorio Sgarbi, ma non sull'arte, invece sui cosiddetti dialetti, titolo, ve lo leggo: Dialetti, lingue da gustare, da Porta, Guerra e Loi. Le parlate locali ridanno verginità alle parole. È come se le riportassero nel ventre materno. Quindi una piccola bomba mediatica a favore delle lingue locali. Poi parleremo anche della performance di questa sera a sfondo teatro pop al Teatro Parenti di Milano, che io da giovane, almeno insomma fino ai 45, ai 50, ho avuto modo di frequentare, e che è sempre portatore di belle novità. La protagonista è forse in questo momento la più grande attrice del Nord Italia vivente, Sonia Bergamasco, che incarna la figura di Eleonora Duse, la famosa compagna di D'Annunzio, del Vate D'Annunzio. Una rispolverata poi sul primo vere, cioè il significato etimologico della primavera, ma cos'era quel primo vere? Torniamo a spiegarlo. Per il leghismo spiegato al popolo, ecco Cattaneo, Carlo Cattaneo, e l'Unione degli Stati Italiani, United States of Italy, la proposta che arriva dall'Ottocento e trapassa il secolo scorso per riproporsi anche dopo il congresso recente della Lega di questi giorni come la risoluzione di tutti i problemi della penisola. Allora, vogliamo iniziare appunto con Agnus Dei, non fosse che occorre però ricordare qui prima, diciamo come postilla o prepostilla di servizio, ma sempre nel campo del cinema e della TV popolare, la morte di Antonello Fassari. Adesso io non so se Sveva mi può aiutare, perché dovrebbe essere un cognome romano, se si dice Fassari o Fassari, perché nella versione che è stata data all'annuncio stesso appena morto di Antonello, dall'Italia 1, l'altro ieri sera, è stato chiamato Fassari. Io ho qualche dubbio, naturalmente, se Antonella sa se Sveva, lapsus freudiano, se Sveva sa qualcosa di più, se si chiamava Fassari o Fassari, me lo dica. Insomma, era quell'attore molto caratterista, Andrea. diciamo, Andrea, che mi aveva senti? incarnato il barista. Mi senti, Prego, Andrea? Sveva? Sì, Antonello Fassari. Fassari, Sì. ecco, davvero è stato detto giusto, perché avevo qualche dubbio, ma è proprio così. Antonello Fassari è il mitico barista dei Cesaroni, della saga dei Cesaroni, per chi come me frequenta gli sceneggiati televisivi più che il cinema. Sì, ogni morte di vescovo è il cinema, ma perché c'è poca roba. Però a questo proposito vi raccomando il film che fa da logo, da promo della trasmissione di oggi, che è Agnus Dei del 16. Ad ogni modo, Fassari è stato un grande caratterista, ha partecipato a molti film di gusto chiaramente popolare, incarnando il popolano romano, quindi ecco, brava, Sveva mi richiama il fatto che è cresciuta addirittura con i Cesaroni, cioè a pane e Cesaroni, mangiando e guardando al tempo stesso la televisione. e quindi naturalmente ha conoscenza perfetta di tutto il meccanismo che regolava questo sceneggiato, tra l'altro con Amendola come protagonista. Amendola, figlio di cotanto padre, Ferruccio, che era un grande interprete, ma poi ovviamente Amendola ha fatto tantissima altra bellissima roba.
sempre in una chiave molto identitaria, insomma, portandoci la Roma a volte delle borgate, dei rioni, dei quartieri, dal Tiburtino al Trastevere per arrivare al Testaccio, eccetera, eccetera. Come vedete è che i leghisti sono informati su Roma, no? Non pensate che non la conoscano, conosciamo anche Roma, conosciamo tutto l'universo e ovviamente la nostra parola d'ordine è libertà, ma questo non la toglie la bellezza e la bravura di tutti i luoghi del mondo. E comunque Fassari, posso dirlo, ma non è un'offesa, non era un gran bell'uomo, ma era di una simpatia straordinaria e sapeva comunicare, morto prematuramente, perché oggi 72 anni sono davvero pochi, ma sapeva comunicare proprio quell'anima, quel cuore, ecco, popolano di Roma che pochissimi altri sanno fare. Per me, tra i romani metto sempre, scusate, De Gustibus, medaglia d'oro Montesano, anche se poi la sua famiglia era di origine meridionale, ma è ovvio che ci si arriva da qualsiasi posto dell'universo, ma se si è romani poi di formazione lo si dimostra. Personalmente De Gustibus, Proietti, grande attore, però secondo me non aveva quella vis comica che ha Montesano. E poi ognuno veda dal suo punto di vista, perché è tutto soggettivo l'universo. Sicché appunto che la Terra sia lieve a Fassari e che magari diciamo delle saghe televisive come i Cesaroni per Roma, ma speriamo che ce ne sia una nuova per Milano, mi permetterete, con protagonisti maschili che vengano, che riescano a ritornare a padrone dello schermo. Allora, Agnus Dei qui tollit peccata mundi, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Vedete che lo zodiaco molto spesso è un altro codice che non è religioso, ma corre parallelo alla dimensione religiosa. Infatti il segno dell'Ariete è l'Agnus Dei, è l'agnello naturalmente, è il segno degli Ariete. Posso dire un altro piatto molto amato a Roma, accidenti, questa qui, certi leghisti della prima ora mi vorranno sgozzare oggi proprio, amichevolmente ovviamente, questo è lontano dalla nostra gentilezza, dalla nostra civiltà, ma ogni momento è una tentazione per farlo. Ma comunque insomma l'Ariete è il maschio della pecora, mi capite? Cioè, ovviamente il regno animale è pieno di figure interessanti, però penso che sul piano simbolico, sul piano così molto traslato a livello allegorico e iconico, ci siano pochi animali che siano considerati così buoni come l'Ariete. Naturalmente questo fa parte del carattere, non di tutti, ma sempre contrassegnando il fatto che l'astrologia è complicatissima e questo è soltanto la posizione del Sole, mi raccomando, non cadete in tentazioni inutili qui, è molto diverso da quelle di cui dicevo 5 minuti fa. Però è ovvio, cioè, se uno ha l'ascendente completamente diverso, ha la Luna e Venere altrove, è chiaro che avrà meno di questo, anche se è nato. Quindi l'Ariete è un valore di bontà, ma certamente anche di impulso, di difficoltà di razionalizzare, di andare giù con la testa bassa, no? E c'è questo senso del sacrificio che lo ha fatto uno dei 3 segni più vicini al cristianesimo, oibò. Quali sono i 3 segni? I pesci, vi farò pescatori di uomini, disse, no, Gesù ai suoi discepoli. E quindi il segno dei pesci, il segno che poi viene anche riportato molto spesso in tante iconografie del primo cristianesimo, il segno dell'Ariete, vi sto dicendo, Agnus Dei qui tolli peccata mundi, che riesce insomma a emendare lo schifo che alberga per colpa, si dice, dal punto di vista religioso, delle forze del maligno. Relata Refero, vi riporto la teologia. Ma poi il terzo segno è il Toro.
Il toro è la Chiesa. Il toro è la Chiesa, cioè è la forza strutturale che tiene in vita, attraverso una conservazione della specie per gli esseri comuni, ma certamente conservazione della comunità ecclesiastica, appunto, anche in senso soprattutto tradizionale. Perché il toro, lo vedremo, non è un segno innovativo, non è un segno che così tenta di cambiare il mondo, è piuttosto conservatore. Ma bisogna saper conservare e sicuramente la Chiesa ci è riuscita in 2000 anni magnificamente, a volte facendo anche delle capriole. E comunque questi tre segni sono proprio i segni primaverili per eccellenza, mi capite? Pesce, Ariete e Toro. Già sotto il segno dei Gemelli la temperatura si può chiamare estiva. Ora, l'Ariete è proprio centrale fra Pesce e Toro, impulsività certamente, andare a testa bassa a volte senza guardarsi bene attorno, per un atto di generosità, ma anche per proprio quel senso di solidarietà e di sacrificio che accomuna forse l'Ariete, per finire quel discorso di prima, a quella parte della Chiesa, insomma, che più che conservare vuole innovare o vuole darsi in pasto ad altre culture. Ogni riferimento è puramente casuale. Ma a parte adesso il discorso religioso, l'Ariete tende appunto a giocare tutto sul piano dell'irruenza, e quindi l'irruenza può essere valutata positivamente proprio perché nasce dal cuore, nasce dallo slancio vitale, l'élan vital, come diceva il grande filosofo Henri Bergson. E poi naturalmente però al negativo è sbattere la testa contro il muro, no? Non riuscire a volte a capire. Cioè, attenzione, l'Ariete in certe cose è più avanti degli altri, perché comunque è un innovatore ed è anche una persona che rischia la propria pelle per migliorare il mondo. Però dall'altra parte appunto ci rimette. Allora, questo film che vi citavo del 16, Agnus Dei, non è un film italiano, però insomma rende molto bene questa tematica dell'agnello di Dio. E il sacrificio è un antico sacrificio pre-cristiano, no? Laddove anche i popoli precristiani sacrificavano gli agnelli alla mensa del Signore, o non del Signore cristico, ma di altri totem, di altri dei naturalmente. Ma in realtà dal punto di vista della religione monoteistica riassume bene questo senso di sacrificio di Cristo, per la figura immediatamente cristica naturalmente, no? Quindi quando vediamo in un quadro o in una scultura il crocifisso, noi pensiamo proprio a questo Agnus Dei, che grazie al suo sacrificio riesce a togliere tutti i peccati del mondo, li estingue in qualche modo, no? Ora, quest'anno, protraendosi più del solito il periodo quaresimale, fino praticamente all'inizio del segno del Toro, che casca proprio il 21 di aprile, quindi il giorno di Pasquetta, noi abbiamo una quaresima arietina, una quaresima insomma in cui il sacrificio dell'Agnus Dei appare più vistoso, e appare più vistoso perché evidentemente comporta questo slancio e questa finalità, questo traguardo in maniera più chiara e più forte rispetto a delle Pasque piuttosto marzoline, insomma di fine marzo, dove evidentemente il calendario risulta sfasato anche a livello zodiacale, anche a livello astrale. E questo ci permette anche, godendo di una maggiore solarità, no? Tramonta più tardi, progressivamente si assiste, per quantunque oggi al nord spira un vento poco promettente, si assiste a un riscaldamento del clima che permette quindi insomma un'ampia possibilità di movimento sul territorio. Agnus Dei
Qui tolli peccatamondi è certamente comunque un tratto che caratterizza molte religioni monoteiste, anche se viene vissuto in maniera diversa, ovviamente, dalla sensibilità di tante altre religioni che non sono effettivamente cristiane. E quindi da questo punto di vista bisogna valutare, per esempio, l'associazione del segno dell'Ariete a quello che è poi il cranio, proprio il cranio inteso come faccia, inteso come occhi, inteso come testa. L'andar di testa o usare troppo la testa può avere gli stessi effetti dell'usarla troppo poco, naturalmente. E per quello che appunto tantissimi geni hanno rasentato la follia, naturalmente, fra genio e follia c'è poca distanza. E a proposito, insomma, di follia, ieri abbiamo comprato il giornale. Di solito il giornale è un quotidiano, appunto, come tutti sapete, che ha in Milano, insomma, la sua redazione, ma poi in realtà ci sono anche redazioni che collaborano in altre parti d'Italia, ma insomma la vendita del giornale è soprattutto al centro-nord, è meno conosciuto al sud. Ora, tutte le domeniche noi compriamo il giornale assieme anche a Libero La Verità, questo è chiaro, però insomma sicuramente il giornale non ce lo facciamo mancare, perché c'è anche l'inserto Copernico che riguarda la cultura. E noi ci aspettavamo che, nonostante la molto, fra virgolette, malattia, Vittorio Sgarbi fosse riuscito a produrre qualcosa che riguardava l'arte. Cioè, perché è sempre così, insomma, c'è proprio una rubrica d'arte, diciamo, curata direttamente da Vittorio Sgarbi. Apriamo le pagine dell'inserto Copernico e che cosa troviamo? La riflessione. La riflessione di Sgarbi in molti popoli della letteratura, dialetti, lingue da gustare, da porta, guerra e lode. Ma adesso io non so se questo è un articolo, si dice volgarmente, non prendetela male, non è un attacco al giornalismo, ma può succedere, un po' riciclato, cioè non già uscito da altre parti, ma che teneva nel cassetto Vittorio, e in questi giorni purtroppo è stato colpito dalla malattia fortemente depressiva che voi conoscete, e si trova ai gemelli e quindi non ha potuto magari scrivere come al solito, no? Scrivere d'arte o scrivere direttamente qualcosa di nuovo. Però sicuramente non esce a caso in questo. È una battuta di Tony Bongi, conoscete il comico Tony Bongi, no? Quando dice appunto non esce a casa, significa a caso, ma a casa vuol dire che a casa noi percepiamo il valore di quello che è uscito. Allora, bravo Tony Bongi, un altro comico molto pop da tenere d'occhio, Bene, non esce a caso perché? Ma perché Sgarbi si scatena, come è solito fare. Sono lingue da gustare, sono parlate locali che ridanno verginità alla parola. Questo è un assunto sgarbiano mica da ridere. Sì, è giusto, è vero, l'ho sempre pensato anch'io, l'ho pensato anche da direttore del Centro delle Culture Lombarde, da un quarto di secolo. Perché quando io mi metto a pensare in lombardo, o come Sveva si mette a pensare in romanesco, o altri si mettono a pensare in siciliano, noi lo facciamo con un atteggiamento, come dice appunto, usa la parola vergine, più spontaneo naturalmente, più spontaneo perché non è una lingua paterna indotta ed acquisita a scuola, come l'italiano, ma è una lingua materna acquisita a casa. A casa, appunto, come diceva, a caso, a casa, bravo Tony Bongi, ma acquisita in realtà spontaneamente soprattutto dalla mamma, la lingua materna, appunto.
La lingua materna è qualcosa che si ama molto, si deve amare nella stessa misura della lingua paterna. Io non ho mai nelle mie trasmissioni portato avanti la stupida guerra contro l'italiano. L'italiano deve essere parlato magnificamente, è vero, dalle Alpi alla Sicilia, non solo come lingua cosiddetta franca, ma come lingua che, pur partendo dal dialetto toscano, è riuscito ad acquisire una serie di conoscenze, di approfondimenti, di dettagli che sono straordinari e che vanno valorizzati anche rispetto a tutto il resto del mondo. Al tempo stesso bisogna conoscere bene appunto la lingua locale. E qui il nostro Vittorio cita i poeti, perché i veri poeti sono quelli che hanno saputo valorizzare al massimo proprio questa meravigliosa lingua materna. Pensiamo per Roma a Trilussa e al Belli 800, Trilussa 900. Pensiamo al Porta a Milano e a tutti quelli che poi sono seguiti nel corso del Novecento, mi viene in mente degli Otessa. Pensiamo a Loi che è mancato qualche anno fa, che è stato l'ultimo grande epigono della tradizione milanese, rinnovandola, no, in maniera anche ariosa, si dice, cioè aprendo anche ad altre correnti esterne, ma rimasticando magnificamente, grandissimo poeta, no? Abbiamo avuto anche l'intervista con la poetessa Castoldi, che ci ha illustrato tanto bene l'essenza dell'umanità di Loi. Quindi Guerra poi è romagnolo. Sapete, Tonino Guerra è diventato famoso per una pubblicità, ma insomma è stato un grandissimo poeta dialettale. Ecco, costoro ci hanno riportato nel ventre materno. Guardate che questa è proprio una ossessione sgarbiana. Ossessione non è una cattiva parola, è certamente un cavallo di battaglia, ma sviluppato quasi a livello psicopatologico, no? Il reddito ad uterum, il ritorno all'utero materno, che era un vecchio cavallo di battaglia proprio del mondo emiliano e romagnolo, attraverso Pascoli, per esempio, che ne parlava tantissimo nelle sue poesie. Quindi c'è proprio questo aspetto di recupero del grembo materno attraverso questi grandi poeti che hanno parlato queste lingue. Quindi questo articolo è fondamentale. Se non avete avuto modo di comprare ieri il giornale, andatelo, cercatelo via web e cercate questo articolo all'interno della sezione Copernico, dove appunto abbandona Sgarbi la indagine artistica e si rivolge a quella linguistica. Ma lui comunque rimane un filologo, cioè un curatore dei dettagli, sia artistici che linguistici, e quindi è in grado davvero di andare fino in fondo anche in questa meravigliosa storia. Adesso io non vi sto ad annoiare con altri particolari di questo articolo, ma è da gustare dall'inizio alla fine, proprio come le lingue che lui dice, appunto, quelle manifestate da questi poeti che vi ho raccontato. È un giubileo, ecco, visto che siamo in ambito di giubileo, poi sabato avremo ancora Gulisano su questo argomento del giubileo reale, però il primo giubileo parte dalla nostra interiorità, un po' come per arrivare al toro bisogna passare dall'ariete, dai pesci dall'ariete, come dicevo prima. E comunque quello che importa di più a Sgarbi è che vengano valorizzate queste realtà locali, vengono valorizzate assieme all'italiano, che lui sa parlare benissimo, e che magari in questo momento di crisi ospedaliera lui non ha modo di riuscire così ad esercitare fino in fondo. Siamo arrivati al break, Sveva, possiamo goderci il break e ci sentiamo dopo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie. Questa sera al Teatro Franco Parenti, zona Porta Romana, ci sono stato tantissime volte. Ero anche collega di uno dei responsabili del teatro, e quindi anche attraverso, portando le scolaresche liceali, ebbi modo appunto di ammirare il palcoscenico del Parenti. Mi ricordo I Promessi Sposi alla prova di 40 anni fa. Secondo me è un'operazione riuscitissima, che fu messa in scena proprio lì. Allora, qui c'è stasera una donna bravissima, secondo me, che ha un suo fascino, ed è Sonia Bergamasco. Sonia Bergamasco è rimasta una delle poche attrici molto note del Nord. Non è che non ce ne siano, eccetera. Una volta ce n'erano di più. C'erano di più per tutta una serie di motivi, di situazioni. È presumibile che una ragazza al Nord così magari pensi di più a fare la manager o altre attività, diciamo magari meno rischiose di quella del mondo teatrale, attoriale, che può portarti ad una fama grandiosa, e però può anche mantenerti per tanto tempo nel sottobosco, ecco, in una sorta di esilio creativo. Non è stato così per Sonia, che si è affermata anche attraverso film, ovviamente la partecipazione anche a Montalbano, la serie di Montalbano in televisione e tante altre cose belle. Questa sera è la volta di Eleonora Duse. È davvero una prova del fuoco per Sonia, perché lei va a recitare una donna che è la quintessenza della teatralità. È stata la compagna per 6, 7, 8 anni di D'Annunzio, peraltro il Vate l'ha tradita diverse volte, e comunque diciamo l'associazione D'Annunzio si dice Duse è d'obbligo per chi ama la letteratura italiana. Nata a Vigevano, la Duse ha poi finito i suoi giorni in una sorta di paradiso terrestre nell'Alto Trevigiano, da dove si domina l'Adriatico, le Dolomiti, compagnia bella. E la Duse è comunque stata una grandissima attrice, e la Sonia Bergamasco ha fatto una scelta meravigliosa nel voler interpretare nel teatro giusto, proprio nella location giusta, appunto, che è I Parenti a Milano, nella sua Milano, appunto, perché comunque lei è lombardissima, questo personaggio straordinario. Quindi possiamo parlare effettivamente di teatro popolare, perché è vero che l'argomento è dotto, cioè insomma riguarda appunto una pagina della letteratura del Novecento, ma è un argomento che viene portato attraverso una sensibilità femminile, di quel femminismo, mi permetterete, non femminismo, ma femminismo migliore che alberga oggi in Italia, e di cui appunto è sicuramente portavoce la Bergamasco, che non solo ha tutto il talento migliore della più alta scuola teatrale, ma ha una verve espressiva con i suoi occhioni che secondo me è puramente straordinaria. E il fatto di riuscire a reincarnare, possiamo usare questo termine, reincarnare l'attrice probabilmente da lei amata tanto, appunto, e pur sofferente in amore, per esempio verso il Vate, ma anche in altri contesti, in altre situazioni,
Poche attrici del Novecento del Novecento inoltrato, scusate, del dopoguerra, potrebbero essere paragonabili a Eleonora Duse, perché nella Duse più che la bellezza e lo splendore contava proprio la capacità di sporgersi verso il pubblico, di andare dal palcoscenico alla platea, e in una sorta di living theater, che è proprio il teatro vivente, è proprio la quintessenza della teatralità popolare, del pop theater, appunto, la capacità di scendere verso gli altri, di non restare su un piedistallo o in una trincea, ma appunto di concedersi, di regalarsi appunto a quella determinata realtà. E tutta una serie di spunti che, ripeto, questa sera, come una settimana fa avevamo visto Edoardo Prati, avevamo visto, nel senso non visto direttamente, ma diciamo ne avevamo parlato, di questo giovanissimo appunto che faceva il suo battesimo milanese all'Arcimboldi. Adesso appunto direi si può parlare altro che di battesimo. Secondo me sarà un trionfo, perché Sonia è già conosciutissima ed è, ripeto, in questo momento la maggiore attrice lombarda. Ecco, non è più una bambina, non è più una ragazzina, ha raggiunto un'età di maturità che ancora concede però a lei notevole fascino, perché proprio si tratta di una donna interessante nei gesti, nei modi, nella ritualità scenica, ecco, non nella sua dimensione statuaria, e tutto questo non potrà che risolversi in successo. Veniamo al primovere. Ricordo sempre che la parola primavera deriva da primovere, ma che cos'era questo benedetto primovere? Primovere era quella festa d'aprile che si faceva nell'antichità in senso laico, pre-cristiano, nel mondo del Lazio settentrionale. Ne avevamo già parlato, ma adesso è arrivato il momento di illustrare meglio la faccenda. Presso un laghetto che si trova in provincia di Rieti, ma sulla strada che porta verso Città Ducale e poi verso l'Abruzzo, in questo meraviglioso laghetto, che esiste tuttora, ha un valore turistico relativo perché non è paragonabile a quello di altri laghi anche dell'Italia centrale, però diciamo arrivavano tutti i popoli del centro e del sud. Non riuscivano ad arrivare Scusami se ti figli di interrompo, c'è una Celti. chiamata. C'è una chiamata? Sì, se può intervenire, signora Pronto? Lisetta. Allora sentiamo chi ci vuol contattare. Pronto? Buonasera professor Rognoni, Lisetta. Oh, Lisetta. Allora, visto che io sono nata ad Asolo, non sono purtroppo Eleonora Duse, comunque volevo certo. dire qualcosa, che veniva chiamata la divina Eleonora. Cioè, sì. La celebre attrice, sempre Eleonora Duse, fu secondo me irrimediabilmente affascinata da Asolo, che era il suo rifugio dell'anima, dove riposare tra uno spettacolo e l'altro e godere delle meraviglie architettoniche di questo borgo incantato. Ad Asolo scelse di abitare anche come sua ultima dimora, perché io l'ho visto, nel Camposanto di Sant'Anna. Le finestre della casa, che fu residenza della Duse, si aprono sul panorama collinare da via Canova. La facciata riporta i versi che le dedicò Gabriele D'Annunzio. Una sezione del Museo Civico di Asolo, perché c'è anche questo, è dedicata a lei stessa, Eleonora Duse, e a lei è stato intitolato anche il Teatro Cittadino. Tutto qua, volevo dire qualcos'altro in più, professore. La saluto e buonasera. Grazie Lisetta, preziosissima. Sì, io sono stato ad Asolo, davvero un bijou, è una cittadina che è un bijou. Si vede da lontano il mare, si respira un'aria divina, perché divina era la Duse, divina era proprio la Duse. E per chiudere questo argomento, poi ritorniamo a Primovere, penso che D'Annunzio nella sua maniera l'amò, ma l'amò. Certo, lui è, l'ho già detto diverse volte, bravissimo poeta, ma
L'altro ieri abbiamo parlato di Casanova, voleva imitare troppo Casanova D'Annunzio, voleva troppo imitare Casanova e ne ha combinati tutti i colori, però pur tradendola, brutto discorso, cioè ovviamente lontanissima dalla mia mente tentazioni d'annunziane, è evidente, però pur tradendola lui nella sua maniera la amò, perché era convinto che lei scrisse anche delle parole significative da questo punto di vista. E andate a rileggervi la biografia di Piero Chiara su D'Annunzio, e perché lei era l'incarnazione di quello che secondo D'Annunzio era la donna che non poteva che essere immersa nel teatro. Asolo è un teatro vivente. Asolo fu scelta come luogo di partita perché era un presepe vivente, aveva una tale sguardo di panorama che sicuramente anche D'Annunzio amava, come il lago di Garda, eccetera. Però la Duse guardava ovviamente con diffidenza certi comportamenti d'annunziani e amava molto la natura, amava appunto il paesaggio, amava questa raccogliersi in una intimità che era una riflessione sulla sua stessa vita. Grazie ancora a Lisetta. Primovere, quindi, è la riunione invece di tutti i popoli sul Cotiglio, sul lago Cotiglio, appunto. Se Sveva da Roma non ha ancora raggiunto, penso in un'ora e mezza, ma andando piano, dalla capitale si raggiunge il lago Cotiglio. Ci vada perché è un'area molto particolare, verdissima, è un'area verdissima, tra Rieti e Città Ducale e l'Abruzzo. E lì convergevano, stavo dicendo, tutti i popoli del centro e del sud, e in una sorta di grande festa. Ecco, io non posso che commuovermi di fronte a questo, quando penso appunto che il vero federalismo è quello incarnato anche da queste grandi riunioni di popoli che si amano, non si vogliono male l'uno con l'altro. E adesso arriveremo anche a Cattaneo, agli United States of Italy, ma si rispettano, perché già fin da allora c'era, mi spiace ancora ridirlo, l'incubo di una città che insomma esigeva un po' troppo da tutti questi popoli, dai Sanniti, dai Piceni, dagli Umbri, dagli Apuli, e quindi alla fine anche dai Celti al nord. Esigeva un po' troppo e quindi questo pactum, questo patto che veniva celebrato sul lago Cotiglio nel Reatino, era proprio la dimensione più autentica del primo federalismo, del primo grande federalismo, laddove appunto il primo vere, no? La prima verità consisteva in quel accostarsi al trionfo della natura che rinasce. Pensate proprio a questi giorni di aprile, dove è possibile respirare quest'aria di prato, si dice, no? Di prato che cresce, e quindi avere in mente la possibilità di costruire quell'Italia che noi abbiamo nel cuore quell'Italia lì. E quindi è davvero straordinario che la primavera, questa stagione che noi chiamiamo primavera, nasca da quell'idea geniale del riunirsi sul lago Cotiglio. Capite? Che era, si può dire, l'ho già detto, la Pontida dei bei tempi andati. E tutto questo è veramente uno spunto straordinario, sia per quello che è venuto dopo, penso al Medioevo dei comuni, al centro-nord penso al Rinascimento. Il Rinascimento sicuramente è stata un'epoca leggendaria della storia d'Italia. Penso ancora nell'Ottocento al partecipare così a moti identitari che non per forza dovevano condurre tutti a quel tipo di modello troppo centralizzato, naturalmente, e che
trapassava attraverso pensatori o ideatori o militanti che avevano comunque davvero in mente quell'Italia che noi effettivamente vogliamo. E a questo proposito non si può non passare all'ultimo argomento di oggi, che è proprio United States of Italy. L'autore che... Ce ne sono anche autori del centro e del sud, non preoccupatevi. Penso per esempio al grande Salvemini, pugliese, che aveva in mente un modello federale in Italia. Però certamente quello che Apertis Verbis ne scrisse e ne cantò alla sua maniera, fu Carlo Cattaneo. Carlo Cattaneo rappresenta una pagina che non si può evitare, che non si può mettere da parte, che non si può far finta che non esista, della storia del federalismo. Perché la sua proposta può essere davvero riassunta in United States of Italy. Pensate che ai tempi del Cattaneo era già partita la grande scommessa americana, oppure altre nazioni del mondo si accostavano vieppiù nel loro nascere e crescere al progetto federale. Ovviamente la Svizzera, dove andrà a morire lo stesso Carlo Cattaneo, no? Voi sapete, andò a Lugano per celebrare la sua adesione al modello svizzero, che non è detto che non presenti anche qualche difetto, è chiaro, però allora era un modello federale che in Italia non esisteva. E comunque nelle sue espressioni migliori a livello letterario e filosofico, nel suo grande contributo durante le 5 giornate oltre ad un modello alternativo a quello dei Savoia. Come sapete non gli erano tanto simpatici i Savoia. Cattaneo dimostrò di essere appunto il più sensibile a questo tipo di orientamento. Lui voleva un'Italia federale che riuscisse in qualche modo a riconoscere la diversità fra i vari popoli e fra le varie regioni. Non era quello di Cattaneo un modello macro regionale. Ora sento che se ne torna a parlare del modello macro regionale, ma il modello macro regionale è stato lanciato poi nel corso del Novecento da altri, soprattutto da Gianfranco Miglio. In realtà qui entriamo in una logica di filosofia politica, ma anche di prassi politica. Il modello macro-regionale comunque prende atto di una divisione culturale dell'Italia in 3 parti, laddove appunto si potrebbe parlare di area padana a nord, di area centrale e di area meridionale. Però Cattaneo non la pensava così. Cattaneo pensava alle regioni, a delle regioni quindi di un diametro, brutta battuta geometrica, di circa 200 chilometri, che riuscissero a conservare le ataviche strutture regalate dai primi progenitori, per esempio appunto i Celti in Lombardia, ma naturalmente stesso sarebbe valso per i Sicani in Sicilia, per i Bruzzi in Calabria, per gli Apuli in Puglia, per i Latini in senso stretto nel Lazio, per i Piceni appunto nelle Marche, per gli Etruschi in Toscana. Ma e non dimentichiamo mai la Corsica, che è una Toscana di mare, perché si parlava una lingua affine a quella toscana. Ora poi è entrata dal Settecento nell'orbita francese, ha preso un'altra strada. Però United States of Italy. Forse a qualcuno non piace la parola United.
nel senso che qualcuno potrebbe criticare il fatto che tutti gli stati, tutte le regioni italiane debbano per forza unirsi fra di loro. Però noi sappiamo che l'alleanza, parola che evidentemente io preferisco alla parola unione, e lo sapeva benissimo Carlo Cattaneo, l'alleanza produce vantaggi, produce situazioni che rispetto ad una esclusione, quindi ad un eccessivo ripiegamento su se stesso dei vari popoli, permette una forza maggiore, una possibilità di sviluppo. È inutile nascondere che diciamo lo stesso leghismo maturo ha capito meglio questa lezione, no? Come ha dimostrato anche il congresso ieri. E l'ho capito meglio perché certe sconfitte servono a digerire alcune intuizioni pur interessanti e affascinanti, ma che rischiano di rimanere di pancia più che effettivamente razionali e più che effettivamente frequentabili a livello di vita politica reale, naturalmente. E poi, lo dicevo poco fa con Sgarbi, ma tantissimi altri lo sanno benissimo, intellettuali sinceri, perché poi ci sono quelli che fanno finta, la pensano in maniera un po' edulcorata. La doppia dimensione della lingua paterna, l'italiano, e della lingua materna possono ampiamente e felicemente convivere. Noi amiamo l'italiano perché è il nostro papà, amiamo la lingua locale perché è la nostra mamma. E pensate in un mondo che vuole creare il genitore A e il genitore B. Pensate se invece proprio questa meraviglia proposta dalla cultura federalistica di riuscire a coniugare alla perfezione la lingua materna e la lingua paterna non sia la risoluzione effettiva delle nostre magagne, della nostra realtà. E quindi in questa grande concezione che non è strettamente unitarista, ma è di alleanza e di collaborazione, certamente l'alleanza e la collaborazione, ma lo sapevano già quelli che si riunivano sul lago Cotiglio, deve rispettare le lingue e le tradizioni degli altri. Io mi rivolgo ancora una volta alla povera Sveva. Io non vado a Roma a chiedere fatemi un risotto alla milanese, cioè non pretendo che a Trastevere di mangiare un risotto con lo zafferano, ma non perché non lo sappiano fare, qualcuno lo sa fare lo stesso perché è un piatto conosciuto anche a Roma, ma perché io voglio mangiare romano, voglio sentirmi romano, voglio imprecare come un romano, mi romanizzo quando vado a Roma, va bene? Vado a Napoli, mi napoletanizzo, vado in Sicilia, mi sicilianizzo, va bene? Perché questa è la bellezza del federalismo, capirsi, ma rispettarsi anche. E quindi, ovviamente, la tradizione locale deve essere rispettata da tutti quelli che vengono anche al nord o che arrivano, ovviamente, a maggior ragione da altre latitudini e altre longitudini. E questo è un messaggio non facile da trasmettere, che certamente stiamo facendo quella rubrica, appunto, il leghismo spiegato al popolo, è delegata unicamente al leghismo, perché solo il leghismo può capire questa tematica, questa problematica. Non può capirla, non può essere capita da altre compagini politiche, né di destra né di sinistra. Quindi ecco che scatta questo meccanismo dello Stato federale proposto da Carlo Cattaneo, che purtroppo è stato bocciato tra l'Ottocento e il Novecento dai centralisti che hanno formato uno Stato completamente diverso rispetto a quello federale. E ancora noi siamo qui che aspettiamo. Ecco, non facciamo fatica ad addormentarci la sera perché sappiamo che non è stato ancora attuato lo Stato federale.
Ma non stiamo bestemmiando, stiamo semplicemente applicando un progetto alla realtà, in modo tale appunto che si riesca a raggiungere quell'optimum che aveva già individuato Cattaneo, che individuerà Salvemini nel corso del Novecento e che ha individuato Miglio, cioè appunto l'attuazione reale del federalismo, senza il quale l'Italia, e in modo particolare l'Italia, certo tutti i popoli del mondo, tutte le nazioni del mondo, ma in modo particolare l'Italia deve riuscire ad attuare, proprio perché l'Italia è fatta in questa maniera. Ecco, è tutta anche fisicamente bislunga e traversa nel Mar Mediterraneo, naturalmente. E tutto questo induce appunto a una tolleranza maggiore nei confronti di chi ci abita, pur nella convinzione che solo, e lo sottolineo in un'altra maniera, che solo conoscendo ed amando tutti gli altri popoli che fanno il patto, l'antico patto del primovere, della primavera, la primavera dei popoli, la primavera di un popolo in particolare, l'Italia, che deve risvegliarsi, che deve riprendere coscienza della sua forza, della sua vitalità nel mondo, nel pianeta, nell'universo, il firmamento totale. E quindi proprio adesso, nel momento in cui assistiamo a questa lotta spaventosa fra forze immani, no? Dell'una e dall'altra parte del pianeta, ecco, dobbiamo risvegliare le coscienze col primovere, con le profezie, oserei dire, di Carlo Cattaneo sugli United States of Italy, su questi Stati Uniti d'Italia, alla cui attuazione ne sono convinto non manca molto. Certo, noi oramai cominciamo a essere âgé, l'ho detto la volta scorsa, Sgarbi sta male, il Moretti, che pur vedeva le cose da sinistra, non ha più il cuore funzionante, e il povero Guzzanti giace in una situazione estremamente penosa. Ma i nostri figli, ma i nostri nipoti, ma quelli che verranno non tardi potranno veramente godere appieno dei vantaggi del federalismo. E mi fermo qui. Un grande abbraccio a tutti, e naturalmente non è per togliere nulla a Roma, ma in un'Italia federale, come ha previsto Cattaneo, Milano, Venezia, Roma, Napoli, Palermo o Genova saranno tutte veramente inter pares, perché collaboreranno a questo Stato nella stessa misura, nella stessa forma e nella stessa potenza, dando il contributo, ecco, al trionfo morale, non le armi, è il trionfo di quello che c'è nel cranio, del cervello, della mente, Leonardo da Vinci. Un grande abbraccio a tutti, Venezia risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore Andrea